Oggi su Facebook mi è apparsa una scritta di un vecchio saggio di cui non riesco a ripronunciare il nome perché sai di quei paesi dell'est, probabilmente Turchia, no? La quale sostanzialmente diceva prova a rivivere ogni cosa che fai quotidianamente come se fosse la prima volta, cioè dal respirare al mangiare. Lui poi dice autoconvinzione, probabilmente, però prova. Buongiorno Italia e buonasera ormai. Mamma mia ragazzo, risveglio deleterio, mi sono alzato a mezzogiorno. Sono qui in questo nuovo parchetto per il CP. In mezzo a sti altri camper da skate. Ah, CP. No, non saluta. È incazzato. Oh, ho trovato anche il fruttivendolo in teoria. E che sono tutti, guarda, sono tutti spogli gli alberi qua. Ci sono queste specie di pineti qua, ma non me sa mia tanto alberi da frutto. Sì, ma ragazzo, curati che cielo un po' frufru che abbiamo oggi. Cioè nel monitorino lo vedo un po' più sull'arancione celeste. In realtà è roseo e quel celeste ceruleo, no? Come dicevano i poeti. No, beh, non è una puntata questa, non avrebbe alcun senso, è solo uno spezzone, così. Io sono tornato, diciamo, in zona base perché insomma mi mancava l'Alessia e basta. Sono qua col mio mal di testa da dormita esagerata e così adesso non so se prendermi un momento oppure no. E devo anche dire che il tuo cane mi ha morsicato la chiappa e... Sì, ti giuro. E buongiorno Italia, magari ti risparmio i video della spiaggia, però guarda dove siamo oggi. Cioè, questo si chiama abitare in riva al mare, porca miseria. E dopo, quando quel signore lì, quello con la macchina nera va via, ci mettiamo in quel posto lì che non abbiamo proprio gli alberi e vediamo proprio l'ingresso della spiaggia. E ti puntinerò questa parte qui, siamo in provincia di Cavallino, e cioè che in provincia di Cavallino, cazzo non ho neanche bevuto oggi a pranzo, vabbè, devo ancora pranzare. E no, vabbè, siamo a Cavallino, provincia di Venezia, quello in riva al mare là è un signore che corre, questo è CP e basta, noi abitiamo qui e fa rima, quindi è vero. Poi oggi sono passato nella vecchia casa, chiamami Mona, per fare il cambio dei libri, cioè ovviamente non posso portarmeli dietro tutti i miei libri. Allora ho lasciato giù quelli letti e oggi ho preso Darwin, l'origine delle specie, Steiner, l'iniziazione, Osho che fa sempre piacere leggerlo, l'eterno contrasto, Plutarco del mangiar carne, questo è un trattato, un altro Osho perché fa sempre piacere leggerlo, Voltaire, trattato sulla tolleranza, sto veloce, se no dopo tutti a noi, Baudelaire, i fiori del male, Milarepa, Cartesio, discorso sul metodo, ne avevo due, porca troia, però vabbè erano di due edizioni diverse, perché quando trovo le offerte io prendo, diciamo, no? Quando sono in giro, trovo i mercatini. Seneca, vari dialoghi, credo di averli letti tutti, però vedo che le pagine sono prese molto bene, non piegate, quindi probabilmente qualcosa avrò saltato. E infine Samsara del Dalai Lama. Ci stava bene una dronatina, questo bellissimo posto dove sono oggi, qua così in riva al mare, però c'è veramente vento fuori, fidati, quindi il drone è tutto un sbalottarsi, a me fa un po' timore farlo volare quando c'è troppo vento. Pertanto, dove abito, anche se dopo mi sposto oggi? Spam, acca! Pensavi che ti risparmiassi i video con la musichetta e invece no? Anche perché ara che posti, ara sovraesposizione totale perché qua ci vuole il filtro ND. Occhio cosa succede quando metto il filtro ND, tac tac, ecco qua, hai visto? Quando metto il filtro ND, tu mi dirai cos'è il filtro ND? Cazzo ne so, è una roba che si mette quando c'è troppa luce. Ok,
adesso metto la puntina, faccio la puntina. Comunque chiosco San Lorenzo Caballarin, c'è un bel parcheggio sulla sabbia, diciamo, ma è sabbia battuta, quindi non hai problemi a infossarti, e vedi lì dove è il mio camper, e dopo c'hai la vista di sta spiaggia stupenda. Allora, c'è un cartello che dice divieto di campeggio, e per me non è un problema, non campeggio, e divieto di pernottamento come da articolo 185 del codice della strada. Ma è un po' strano, andiamo a vedere cos'è sto articolo 185 del codice della strada. Fantastico, non stavo neanche registrando. Comunque, se tu vai, qua sono nel sito ACI, comunque vai su Google e scrivi ART spazio 185 spazio CDS, che sarebbe il codice della strada. Trovi a vedere. Nel capitolo 1 dice che il camper, come tutti gli altri veicoli, è assoggetto alla stessa disciplina. 2. La sosta delle autocaravan dove consentita sulla sede stradale non costituisce campeggio. Dove consentita non possono vietartelo se non c'è un motivo, tipo che non riesci a girarti, piuttosto che la strada è molto sdrucciolevole, cioè che non trebbe il peso, cade giù e quelle cose lì, insomma. Quindi io campeggio non le faccio, lui ti dice devi solo appoggiare solo con le ruote, non emettere di flussi, liquidi, tutte quelle cagate là. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento dicono che si applicano tariffe maggiorate, vabbè. È vietato lo scarico di rifiuti organici, vabbè, qua siamo alla 4. Alla 5 parla sempre degli impianti interni di raccolta dei liquidi. La 6 dice che chi... che cagate. La 6 dice che chi viola la 4 e la 5, che è quella degli scarichi, c'è la multa, cioè potevano farne una, no, giusto così per farne una in più. E nel 7 parla delle aree attrezzate lungo le autostrade, le strade, quindi a noi non interessa. E la 8 parla di nuovo dei liquidi, sostanzialmente delle caratteristiche dei liquidi di scarico. Certo che senza il Scarface Zingano è proprio appiedato, porca di quella troia. No, cancella porca di quella troia, che deve diventare un canale non volgare, via. Porca paletta, accidenti, oppure niente, cioè proprio, cioè senza Scarface, che sarebbe il Surface della Microsoft, Zingano è abbastanza frustrato e appiedato, insomma, ecco. Perché nelle idee di Zingano c'era intanto... predisporre il computer per fare i siti, l'avevo fatto prima che andasse a Remengo, ok? E imparare due cose che mi servivano, ossia il ripristino di un backup e il caricamento da un server locale a un server remoto WordPress, più che altro per i collegamenti ai database, tutti quei dettagli che a te possono non interessare, o perlomeno non a tutti tu. Quindi ok, adesso che ero rilassato, avevo il mio tempo, ho cambiato anche un po' la mia dieta, mi sto orientando verso una dieta più alcalina, e nonostante continui a fumare, diciamo, i benefici si sentono alla grande. E in più anche sto curando la respirazione, questo perché io ho una cattiva respirazione, io tendo tipo ad andare in apnea, e forzando un po' la respirazione ho notato proprio un tutt'altro modo di esserci, e proprio il sangue che inizia a circolare nei piedi, nelle gambe, proprio tutta un'altra roba, tutta un'altra roba. Quindi ho fatto quelle mie lunghe camminate, e mentre camminavo usavo questa mia sperimentata, ma probabilmente anche è un qualcosa di ufficiale, non lo so, non ho mai approfondito, respirazione. Ma perché la giro lunga così ogni volta? Cazzo, dovevo dire che ero senza Scarface, che adesso è partito dalla Germania. Oggi è lunedì 14 gennaio, è partito appunto dalla Germania, dove era in assistenza. Cosa è successo a Scarface? Allora, Scarface, perdonami se lo chiamo così, però ormai l'abbiamo battezzato così e resta così. Scarface è morta la batteria, e probabilmente anche, credo, il reparto alimentazioni della piastra. Questo perché se toglievi la presa della corrente si spegneva immediatamente, e là ok, dici va bene la batteria. Però questo problema accadeva anche quando era sotto carica, cioè dopo un tot di minuti, tac, proprio si spegneva tutto, e quindi sì, non solo perdevi magari il lavoro che stavi facendo, ma era proprio inutilizzabile. Insomma, se dopo fai anche cose tipo i video o i siti che richiedono concentrazione, riprendere dopo da capo è una rottura. Ringraziando non so quale dio, ringraziamone anche una ventina, perché insomma in fondo in questo pianeta ce ne sono tantissimi. La garanzia scadeva ad aprile 2019,
2019, quindi per cui deve ancora scadere, io ho altri 3 mesi di garanzia. Con Microsoft come funziona? Loro sono estremamente veloci, perché come funziona? Tu apri il ticket, gli spedisci il pacco con un loro corriere che ti hanno mandato loro l'etichetta il giorno che vuoi tu, e tutto è già pagato, quindi la spedizione è già pagata, e nel giro di pochi giorni gli arriva. Quando gli arriva il pacco, loro ti rimandano indietro subito un altro prodotto identico al tuo. Temo che sia un ricondizionato. Per ricondizionato si intende un usato sistemato. Speriamo sia tenuto bene, almeno, perché il mio era tenuto veramente bene. Se così non dovesse essere, insomma, poi Mona non è che mi cade il mondo se resto senza, quindi minimo difettino glielo rimando indietro subito, insomma, ecco, lamentandomi anche del fatto, porca troia, il mio era perfetto, aveva anche la cover figa che ho preso su Amazon che costava 10 euro, la pellicola adesiva, no, hai capito? E quindi quella persa, e adesso appunto è già di ritorno, quindi l'assistenza Microsoft è veramente una cosa eccezionale a livello Amazon praticamente. C'era anche un'altra opzione che io non ho fatto, non ho sfruttato, ma sinceramente, qual era? Sì, Yuri, dai, non sta a girare, conta, qual è? Era praticamente, è bello quando mi polemizzo da solo, cioè quanta fatica ti risparmio, cioè te nei commenti non devi neanche dire Yuri parli alla cazzo, fai le inquadrature di merda, non curi le luci, no, ci penso tutto io, cioè vedi com'è rilassante sto canale, ragazzi. Quest'altra opzione era di dare i numeri, i dati della tua carta di credito, e loro, una volta che gli davi il numero, la Microsoft, una volta che gli davi il numero della carta di credito, i dati della carta di credito, ti mandavano subito un prodotto sostitutivo, e poi tu gli mandavi sul tuo difettoso, hai capito? Quindi potevi tenerti il tuo difettoso fino a quando non ti arrivava quello nuovo, e dopo glielo spedivi, insomma. Nel mio caso ho letto recensioni, prove, esperimenti con questo servizio Microsoft, ho visto che bene o male come tempi siamo sulla settimana. Ho già avuto esperienza perché gli avevo mandato anche la sua tastiera, no? Se quella calamitata, che è anche il touchpad eccetera, e anche lì come tempi più o meno, insomma, siamo stati sulla settimana, quindi ho detto ma sì, cazzo, vado a scrivere la mia carta di credito in giro, meglio così. Non la sopporto più sta macchinetta, cioè ogni volta io faccio anche i miei discorsi e tutto, e poi mi accorgo che non stava registrando perché ha sto cacchio di pulsantino, che se lo chiedono tutti quelli che l'hanno recensita, ma che gradazione alcolica doveva avere il tipo che ha progettato il design del pulsantino di avvio registrazione di sta macchinetta, cioè è una roba assurda, è proprio piccolissimo, in una posizione estremamente scomoda, e per di più tipo incastrato su una sorta di bordino, di scavatura, no? Che ovviamente è rigida, quindi per premerlo devi veramente assicurarti di averlo premuto bene, e per di più magari anche controllare che ci sia la scritta REC sul monitorino, insomma, e questo spesso non lo si fa, tipo quando io parlo così cioè, non solo a vanvera, ma proprio così sciolto subito, e butto fuori tutto così, e mi perderei il filo, capisci? Già lo perdo di mio, se dopo prima di iniziare a parlare, dire quello che ho in mente, devo anche guardare se il rec, l'inquadratura e tutto quanto, ciao, dopo arrivo lì, no? Come ogni tanto magari anche mi capita, buongiorno Italia, niente, oggi è una bella giornata, ciao, ci vediamo domani, cioè, capisci?